Ci hanno raccomandato queste istituzioni oggi di muoversi pacificamente, legittimamente e democraticamente, con le armi della modernità, perché ora sto passando la parola a colui che ha inventato e che ha segnato una via a tanti popoli d'Europa, il referendum che qui abbiamo celebrato con l'indizione della Repubblica Veneta a marzo, il 21 marzo, con l'inizio della primavera veneta. Cedo la parola al presidente di plebiscito.eu, Gianni Busato. Prego. Grazie a Fabio, a Daniele, ai nostri sindaci veneti coraggiosi, grazie a voi altri, perché se la risposta al tentativo più subdolo che lo Stato italiano cerca di ottenere, perché i negà robà è il frutto del nostro lavoro, i negà rubà i nostri soldi, ruba la dignità, ma il furto più criminale, più grave, più assurdo, più contro natura che cerca di fare è il furto della nostra speranza. Questo noi altri non lo permetteremo, questo noi altri non lo lasceremo realizzare a questo Stato criminale. I nostri ragazzi, i nostri fioi, coi studia, ha un unico sogno ormai, che si chiama Sydney, Londra, Amsterdam, New York, Berlino, ma non per vedere il mondo, non per viaggiare, per scampar! Per scampar! E allora noi altri che abbiamo sto assurdità, che spendiamo 300-600 mila euro per far studiare un fiol e dopo che abbiamo incomodato d'uso agli Stati Uniti, all'Australia, al Regno Unito, alla Germania, al resto del mondo. Non vi pare un'assurdità? Non è un buttare via i soldi, oltre a quelli che sai ne butta via? Ricordiamo, perché i numeri sono importanti, come che diceva il sindaco Riccardo Smunski, su 70 miliardi di euro di tasse che paghiamo, finti non torna in nessun modo nel territorio, ma ben guardare che ne c'è altri vinti che viene brusai con usi assolutamente assurdi, con sprechi. Che c'è una cifra che è di circa 40 miliardi di euro che ogni anno ne viene robai sui 146 miliardi che facciamo del prodotto interno lordo. Allora se rendevo conto che qua siamo praticamente alla distruzione della speranza, pur essendo una potenza economica. Questa è una cosa che fa gridare vendetta ed è un qualcosa che assolutamente non possiamo accettare e non accettiamo. La ragione per cui se avuto il successo che abbiamo avuto al referendum di indipendenza del Veneto di marzo scorso è questo, perché a misura è colma. Ormai i cittadini non c'è più da essere convinti che le cose non va, c'è solo da scaturirli per chi si alza dal divano da una depressione che è l'anticamera della fine della sua speranza. Questo rappresentiamo noi altri questa sera con una manifestazione organizzata in tre giorni, in velocità, e che ha visto la risposta delle nostre istituzioni venete e dei cittadini. Dobbiamo fare ancora di più, però abbiamo dimostrato che non accettiamo di essere calpestai, abbiamo dimostrato che se tocca uno di noi altri rispondiamo. Questo è un segnale importante non solo per il Veneto, voglio ricordarlo, ma anche per quei due ragazzi napoletani, due siciliani, che li stai portando in galera per aver esposto la bandiera del Regno delle Due Sicilie
in malo modo, senza aver offeso nessuno. Siamo qua anche a pariori, perché Verdè chiede questo Stato criminale, non che ne può più nessuno, non solo i veneti. E viva Trinacria indipendente, viva Napolitania indipendente, e viva la Sardegna indipendente, e viva tutti i popoli che sta cercando di liberarsi da questo dominio. Allora, le armi della modernità qua è che qua in piazza diventa un po' difficile spiegare i dettagli, però ve faccio un parallelo. Voi altri sapete che nella storia i popoli che si liberà, che si difeso dai dittatori o dagli invasori, lo ha fatto mettendosi in gioco, e lo faceva con le milizie, lo faceva con gli eserciti. Quello era il modo in cui si otteneva i risultati fino a un secolo fa, fino a 2 secoli fa e nella storia. Negli ultimi decenni si cambia radicalmente le cose. Certo che c'è ancora qualcuno che usa quel metodo, ma per quel che riguarda noi altri veneti è antieconomico, non lo vogliamo, e come che vediamo non che sia nemmeno le persone che intende farlo. Allora gli strumenti per liberarsi sono altri. Gli strumenti per liberarsi sono quei che stiamo organizzando, per esempio noi altri come plebiscito, lo che abbiamo affrontato nell'ultimo congresso, e che prevede la capacità di dotare il nostro popolo veneto di strumenti che permetta di agire in questo quadro. Noi altri stiamo facendo riunioni a tutto spiano, coinvolgendo gli imprenditori, coinvolgendo gli investitori, per far sì che i Fassa possa permettere al flusso finanziario che si sta interrotto da questo Stato fallito dal suo sistema di banche di riattivarsi, di riportare il credito alle nostre aziende, di riportare l'ossigeno a chi che lavora e a chi che ha i titoli per poter ricevere la fiducia e ricevere credito. Questo è il modo moderno per sconfiggere quello Stato nemico che ne tiene schiavi di un potere illusorio, che ne roba i nostri soldi, che li spreca, che li brucia e che nel contempo non ne permette nemmeno di vivere in un sistema economico che dà fiducia alle persone che lavorano, anzi li bastona. Allora è chiaro che noi altri dobbiamo essere intelligenti, dobbiamo avere il cuore che risponde, perché se non te ha il cuore che ti risponde, te sei morto. Se ti stai in divano, depresso, a lamentarti, a aumentare la riga delle premesse, delle decisioni che dobbiamo ciappare, te sei morto. E noi altri non vogliamo essere morti, noi altri siamo vivi. La prima cosa è questa: reagire, alzarsi e partecipare. Bravo! Ciappare la nostra bandiera, difenderla e mostrarla, perché è il simbolo della nostra volontà di portare avanti una civiltà millenaria, perché ricordiamoci che questo è il simbolo di una civiltà millenaria che nei 1100 anni di indipendenza della Repubblica Serenissima che ha visto la sua età dell'oro, ma che ha una storia di oltre 3500 anni di civiltà. Questo rappresenta il nostro modo di essere, e questo è il primo motore che riscalda il nostro cuore, ma che ha da permetterne di adoperare la testa. Perché se non doparemo la testa siamo destinati alla sconfitta sicura. La testa vuol dire agire come agisce gli orientali, usare non solo la nostra energia, ma usare la loro più la nostra, rivoltandosi al contro.
Go energia 10 e il mio avversario che ha energia 100 e che vado frontalmente, sono destinato alla sconfitta. Se mi invece ciappa su energia 100 e che ha rivolto contro De Ju, siamo 110-0. Nel momento in cui salutiamo i nostri concittadini che espone la bandiera di San Marco. Treviso non è un gulag ancora, Il segnale che viene fuori da questa piazza è forte. Il popolo veneto c'è, i cittadini veneti che c'è, il faro della civiltà riconosciuto e ammirato da tutto il mondo, è pronto a riaccendersi. Che c'è bisogno di noi altri, che c'è bisogno di fede, di determinazione e di capacità. Su questa strada, su questo troso siamo assolutamente determinati a percorrere fino alla fine e il percorso fino alla nostra piena indipendenza, sapendo che non ci sono alternative, sapendo che non potremo aver fiducia di una classe dirigente farabutta che è stata collusa con un potere criminale che ha vissuto in modo parassitario col furto del frutto del nostro lavoro. Noi altri non siamo come gli scozzesi, non abbiamo un forte partito indipendentista di massa che governa la Scozia da 7 anni. Noi altri non siamo come i catalani, non abbiamo 2 milioni di cittadini che va per le città, per le strade di Barcellona e che in centinaia di migliaia dall'oggi al domani si mobilita. Noi altri veneti questo non lo abbiamo, però noi altri veneti che abbiamo qualcosa che gli altri popoli non hanno. Noi altri siamo quei che siete rubai più di tutti che altri e dal più grande farabutto fallito che si chiama Stato italiano. Questa che pare una debolezza è il nostro punto di forza ed è il motivo per cui nell'ultimo mese che c'è più di 50 pagine di rassegna stampa internazionale nel silenzio assoluto degli organi di informazione italiani, che spazia da Bloomberg, dal Financial Times ai principali organi di tutto il mondo, che sa che il Veneto è una pentola a pressione pronta ad esplodere e lo sa perché sa ben che è proprio il Veneto l'unica possibilità di salvezza finanziaria che ha la stessa Europa. Sì! E qua quindi parliamo non ai governanti dello Stato italiano, ma a che altri? Ai governanti degli Stati europei. Loro sa bene che lo Stato italiano è morto, fallito. Loro sa bene che l'unica possibilità di riscatto per tenere in piedi anche il colabrodo dell'euro e dell'Europa è dare la libertà ai veneti. La nostra indipendenza in sto momento rappresenta l'unica soluzione concreta per mantenere in piedi l'intera area geopolitica in cui ci troviamo, sommersa dai debiti sovrani, in particolar modo dal debito sovrano dell'Italia. Grazie a quei 40 miliardi di euro che in roba ogni anno, noi altri, oltre che a sbassare le tasse al 20% sul reddito, oltre che alzare gli stipendi mediamente di 500 euro al mese in busta paga, netti, senza magie finanziarie, solo ottenendo quello che è nostro,
che ne viene roba. Oltre che non dare pischei al ladro del capo dello Stato italiano, alla istituzione, diciamo, no? Che ruba e vive dei nostri soldi, oltre che alzare le pensioni minime a 1.000 euro e portarle a un livello di dignità, noi altri siamo in grado, anche perché i veneti, signori, che non si rende conto di esserlo, siamo in grado di mantenere l'equilibrio finanziario di tutta l'area geopolitica italiana e anche salvare la stessa Europa. Lori lo sa anche che non c'è nessun'altra soluzione, sa che la maggioranza assoluta dei veneti vota a favore dell'indipendenza, per cui l'unica possibilità che ha di salvarsi dal colonialismo di altre superpotenze è quella di riconoscere il nostro diritto alla piena indipendenza. Mi sono certo che noi altri veneti non ci rendiamo conto del valore che avemo, però dovete sapere che nel mondo io lo so bene. Dobbiamo aiutarci, dobbiamo acquisire questa consapevolezza, dobbiamo riscaldare il nostro cuore, il cuore dei nostri concittadini, alzarsi in piedi e combattere fino alla fine per la nostra indipendenza, per la nostra piena indipendenza. E viva la Repubblica Veneta e viva tutti voi altri. Grazie.